Presidente Zaia ha detto 8-10 anni, un investimento di questa natura sarebbe un risultato eccezionale poterlo avere. È chiaro che i bellunesi, ma non credo solo i bellunesi, questo è un investimento del Veneto e dell'Italia, perché si tratta di fare un collegamento, perché poi non ci si può fermare a Cortina, dobbiamo dirlo chiaro, insomma bisogna collegare poi il Veneto e Cortina alla linea internazionale, quindi il dibattito può andare su Bolzano, ma dobbiamo incrociare poi la linea del Brennero, insomma, in qualche misura. Questo è l'obiettivo. Ci sono già progetti, per esempio, della provincia autonoma di Bolzano o della SAD, che è l'azienda automobilistica, che ha fatto un progetto di collegare via treno Bolzano con Cortina in 2 ore e qualche minuto, ma è un progetto anche quello molto ambizioso, insomma, quindi l'obiettivo certo è Cortina per quanto riguarda i veneti in questo, ma l'obiettivo futuro deve essere però quello c'è un secondo capitolo. Bisogna capire tra i tempi, le risorse disponibili, come dire, non vorrei che il territorio si perdesse in discussioni infinite perché i tempi si esauriscono.